trota marmorata è una specie di interesse conservazionistico per la quale l'Europa ha disegnato dei siti di interesse comunitario soprattutto in provincia di Belluno, cioè delle aree dove viene tutelato questa specie tutelando l'ambiente. Una delle misure di tutela di questa specie è anche l'emissione di materiale giovanile certificato che vada a supplire a tutta una serie di problematiche che investono i corsi d'acqua. Sicuramente si è trattato di una visita interessante ed opportuna. Si tratta di due centri d'eccellenza a livello provinciale ma anche a livello veneto per la produzione della trota marmorata. Ricordiamo una specie autoctona del nostro territorio, delle nostre montagne bellunesi, che grazie a queste strutture può essere reimmessa nei corsi d'acqua, e questo naturalmente per finalità di pesca sportiva ma anche nell'ambito di quello che è un concetto di riequilibrio ambientale e naturalistico. Ritengo che il lavoro che viene fatto sia sicuramente interessante e anche necessario. Rispetto a questo tipo di impianti occorrerà continuare ad investire. La Regione del Veneto si è già attivata attraverso una delibera della fine del 2021 che destina 2 milioni di euro proprio alla capacità di reintrodurre le specie ittiche, la fauna ittica nell'ambito dei corsi d'acqua che sono stati devastati dalla tempesta Vaia. Qui a Tomo noi abbiamo ricreato uno spazio particolare per la riproduzione della trota marmorata DOC certificata sotto tutti i punti di vista genetici. In questo impianto facciamo la riproduzione, le spremiture, la riproduzione e la produzione per tutto quello che riguarda la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Abbiamo la possibilità di avere degli esemplari certificati geneticamente ormai da diversi anni e riusciamo di mettere molto materiale all'interno delle nostre acque. I progetti prossimi saranno quelli sicuramente di potenziare gli impianti, sia quello di Tomo che quello di Bolzano Bellunese, dove dovremo arrivare in prossimo futuro ad avere dei numeri abbastanza considerevoli per quanto riguarda la produzione delle uova da immettere in tutti i corsi d'acqua a zona marmorata e naturalmente in zone protette. Questo dovrà servire in futuro ad avere una quantità di materiale idoneo proprio per soddisfare tutte le capacità per quanto riguarda la nostra provincia e anche le altre province Cipo-Piave, praticamente da tutto il corso del Piave in Veneto. Questa vasca contiene marmorate selvatiche recuperate nei nostri torrenti certificate sotto il punto di vista genetico proprio perché il DNA ormai è di casa. Queste sono delle trote particolarmente pregiate perché saranno quelle che garantiranno la sopravvivenza del ceppo endemico del fiume Piava. Troviamo le uova embrionate in fase di schiusa. Qui possiamo vedere le larve dal momento che stanno uscendo dalle uova. Qui troviamo gli avanotti nello stadio larvale in fase di riassorbimento del sacco vitellino. Il sacco vitellino è quella protuberanza che si trova sotto lo stomaco, sotto la pancia, e quello servirà loro per circa 25 giorni in base alla temperatura dell'acqua nella fase di riassorbimento. Quando il sacco vitellino sarà completamente riassorbito, allora l'avanotto potrà essere considerato formato e si alimenterà naturalmente. Qui troviamo degli avanotti ormai nella fase successiva al sacco vitellino completamente riassorbito, dove hanno iniziato ad alimentarsi in maniera naturale. Questa vasca è molto importante perché determina una situazione naturale, perché questo materiale è tutto selvatico, recuperato nei nostri corsi d'acqua e analizzato geneticamente. Insieme a preservare questa specie dovremo anche trovare il modo di dare continuità di emissione anche delle altre specie che, pur non essendo considerate autoctone, sono presenti da centinaia di anni nei nostri fiumi e quindi nei nostri corsi d'acqua, e quindi è assolutamente necessario che vengano immesse. Dove noi riteniamo dal punto di vista biologico
che possa starsi la marmorata la preserviamo, e a monte invece consentire l'immissione di queste specie, anche perché la pesca sportiva non è solo turismo, non è solo economia, ma è anche una attenzione a quelle categorie più deboli, cito gli anziani piuttosto che magari le persone con handicap, che hanno la possibilità di avere un contatto con la natura, con una competizione, voglio dire, no, arcaica nella preda predatore, che dal punto di vista anche medico e psicologico è vista con grande positività. Ecco. Quindi i temi della pesca sportiva non sono solo quelli che normalmente vengono pensati, ma afferiscono a materie molto più ampie. La pesca nel bellunese sta vivendo una fase di nascita dopo i grandi problemi avuti con Baia 3 anni fa. Le nostre associazioni, i bacini, hanno lavorato intensamente in questi anni per proporre una fauna che fosse interessante per tutti i pescatori. Ci stiamo riuscendo pian pianino, con grandi sforzi, grande lavoro da parte dei volontari. Ci auguriamo che quella che è appena iniziata una settimana fa sia una stagione positiva per tutti quanti. Siamo a Tomo, che è l'impianto assieme a Bolzano Bellunese cardine della provincia di Belluno per quanto riguarda la riproduzione della nostra specie più pregiata, che è quella della marmorata. L'impianto sarà soggetto di alcuni lavori di ristrutturazione e di ampliamento assieme a Bolzano, e ci auguriamo che questo possa fornire a tutta la provincia di Belluno, ma non solo, in prospettiva a tutta l'asta del Piave, pesce di qualità, geneticamente controllato, sano, estremamente interessante per quanto riguarda l'attività di polamento. Grande attenzione riteniamo dovrà essere data nei prossimi anni anche non solamente alla fase di riproduzione del pesce, che è estremamente importante, ma anche alla conservazione e alla curazione di habitat idonei ad accogliere questo pesce, e quella sarà, credo, la sfida più importante che dovremo affrontare nei prossimi anni. Alcune iniziative sono state fatte nel corso degli anni, sono state iniziative più che altro affidate alla buona volontà delle singole associazioni, dei singoli bacini. Vogliamo sempre più il nostro territorio si promuova in senso generale, in senso globale, come area riguarda tutta la provincia e che si presta a vari tipi di pesca, che può accontentare le esigenze di vari pescatori, da chi preferisce la pesca di lago, a chi la pesca di torrente, a chi ricerca le specie pregiate, a chi cerca il luccio, a chi ricerca altri tipi di pesci, il temolo, eccetera, che possono dare soddisfazione a un panorama di pescatori, credo, internazionale, perché effettivamente quello che vediamo negli ultimi anni è un sempre maggiore interesse anche da parte del pubblico che viene da oltre confine. La collaborazione con gli amici del bacino 10 di pesca è fondamentale per noi del comune di Feltre, ma di tutta la provincia. Noi abbiamo un rapporto molto stretto che va fino al monitoraggio della qualità dell'acqua dei nostri corpi idrici in provincia di Belluno. Sappiamo che è una provincia molto sfruttata dal punto di vista idroelettrico. Da questo punto di vista cerchiamo veramente di preservare come un bene preziosissimo i torrenti che ancora invece conservano alte e elevate caratteristiche di naturalità, come per esempio in comune di Feltre è il torrente Caurame con i suoi affluenti. La politica può cercare di portare avanti le istanze e intravedere gli spazi per migliorare le situazioni, ma davvero la sostanza viene agita spesso e volentieri dalle persone, dalle associazioni, e se non ci fossero loro evidentemente non saremmo in condizione di fare quello che si sta facendo. Il nostro bacino è un bacino importante all'interno della provincia di Belluno, ha in gestione le acque dalla diga di Busche fino al confine con la provincia, comprendenti i comuni di Seren, Pedavena, Feltre, Quero, Lano e Vas, Seren del Grappa e una parte di Lentiai. Qui ci troviamo presso l'incubatorio di Togo. L'incubatorio era nato su iniziativa del bacino di pesca numero 10 ancora negli anni 90, dopodiché ci sono state diverse problematiche, l'incubatorio è rimasto fermo per un periodo, dopo grazie al signor Perer Denis e alla sua volontà è stato ripreso, adesso ha dato in affitto alla provincia di Belluno. Noi siamo fieri di questo stabile perché ci permette la salvaguardia della trota marmorata, che è la specie endemica del nostro territorio, e speriamo che abbia un futuro prolifico sia dal punto di vista naturale e sostenibile nell'ambiente, sia dal punto di vista dei pescatori, insomma.
L'idea nostra è quella di immettere quanto più possibile materiale appunto, di qualità e contemporaneamente mettere appunto dei sistemi di, ad esempio, naturalizzazione dei corsi d'acqua, di gestione degli interventi in alveo soprattutto, che sono molto impattanti con la fauna ittica. E è altrettanto importante pensare a una gestione attiva anche della pesca per creare interessi su queste specie. Io direi che la pesca sportiva deve essere assolutamente sostenuta con tutte le misure che possiamo fare come pubblica amministrazione, e questo contiamo di farlo, ecco, partendo da questi due impianti che vogliono diventare appunto un modello di gestione sostenibile, ma assolutamente inserite in un contesto regionale di produzione di materiale di qualità. Sappiamo qual è l'importanza della pesca sportiva in Veneto e nella provincia di Belluno in particolare. Abbiamo 70.000 pescatori sportivi che grazie al loro lavoro contribuiscono alla gestione delle nostre acque, alla gestione della fauna ittica e quello che è un concetto di sostenibilità ambientale. Senza questo mondo di volontariato della pesca sportiva non potremo assolutamente riuscire a dare le stesse risposte. Aggiungiamo il fatto poi che si tratta di un indotto importantissimo da un punto di vista economico e occupazionale, è un elemento di forte attrattività turistica per il territorio ed in particolar modo per la montagna bellunese.